Bentrovati, quest'oggi l'appuntamento con Die Pro Die, si parla di Sant'Antonio, ci trasferiremo in una grande chiesa che è la chiesa di Sant'Antonio d'Abate che sta tra Ossi e Florinas, poi un giro qua e là per i dintorni e poi andremo a chiudere da Piero Fiori nel suo agriturismo. Buona visione! Bentrovati in questa nuova puntata di Die Pro Die. Oggi è Sant'Antonio, oggi siamo qui nella chiesa di Sant'Antonio Abate tra Florinas e Ossi in compagnia di Don Giosuè, buongiorno, che è il parroco di Florinas. Buongiorno a voi, grazie anche. Questa giornata così importante, tanto movimento, tanti fedeli qui in questa piccola chiesa. Nasce da una tradizione antica, Sant'Antonio Abate, padre del monachesimo, forma una nuova forma di vita religiosa, quella di lasciare le città per vivere all'interno del deserto, nella scoperta di Dio, nel silenzio. Quindi anche la scelta di questo luogo, di questa chiesa fuori dalla comunità parrocchiale, in piena campagna, è proprio un uscire per andare a trovare il Signore nel silenzio. Una chiesa storica di fattura romanica antichissima, che ha avuto sempre un culto fortissimo. In passato, ecco, questa era accompagnata anche con tutto quello che riguardava l'agricoltura, quindi anche la benedizione dei campi, la benedizione delle pecore. Ecco, oggi rimane ancora forte la traduzione di questo santo come invocato per la protezione appunto contro suffogo di Sant'Antonio, questa piaga della pelle che ancora, ecco, affligge gli uomini. Siamo riuniti come comunità di Ossi e di Florinas, due comunità, ecco, parrocchiali distinte ma molto vicine territorialmente, in passato divise anche nei festeggiamenti, e quest'anno per la prima volta le due comunità hanno deciso di festeggiare insieme il santo, come avete visto, quindi segna quest'anno anche un nuovo rilancio della festa. Mi parla Don Giosuè di Sant'Antonio. Un giovane come tanti che è entrato in chiesa un giorno, sente il Vangelo che è stato letto anche oggi: va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri. È un uomo ricco con una sorella, possiede molti terreni, vende tutto quello che ha, mette la sorella in un monastero e decide di dare tutti i suoi beni per i poveri. Non contento però di questo, decide di lasciare addirittura la città dove vive per andare a isolarsi nel pieno deserto e contemplare Dio nel silenzio. Di lì a poco molti vedranno in quest'uomo una figura di santità e molti giovani e donne seguiranno questo santo nel deserto. Nasce così il monachesimo, i nostri monasteri, come oggi li chiamiamo, una forma di vita di penitenza, di grande preghiera, di isolamento, dove veramente l'uomo cerca di vincere il proprio egoismo, le proprie passioni per incontrarsi più appieno con il Signore. Lei ha parlato di Ossi Florinas che si riuniscono in questa giornata dedicata a Sant'Antonio, in questa piccola chiesa, devo dire bellissima, ma perché poi gli altri anni c'era comunque questa divisione? Come abbiamo pregato oggi nella messa, molto spesso anche le cose più sante diventano motivo di divisione. Ecco, semplicemente forse qualche incomprensione tra i parroci reciproci. Invece questi ultimi anni hanno visto l'avvicendarsi sia del parroco di Florinas che del parroco di Ossi, per cui si è riusciti anche a venire incontro. Ecco, quello che diceva Don Saba, il parroco di Ossi, nella predica è fondamentale. Il fuoco che abbiamo benedetto è il segno dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo unisce anche nella diversità e nella pluralità ogni uomo, per cui era giusto davvero evitare ogni forma di divisione anche solo territoriale, anche solo cultuale, e vivere insieme un momento che di tutta la comunità cristiana. Infatti abbiamo visto tanta gente non solo di Ossi e di Florinas ma anche di Itteri vicino, di Banari. Ecco, è una festa di tutta la comunità cristiana che intorno a questo santo riscopre le origini del cristianesimo. È una giornata così importante, sicuramente non poteva mancare la regione, non potevano mancare i nostri onorevoli qui con noi, un onorevole che è di Ossi, l'onorevole Cassano, che comunque ha anche dato una mano affinché questa manifestazione venisse fatta quest'oggi. Ma io da oltre un ventennio partecipo a questa manifestazione perché la ritengo importantissima per il territorio. Tra l'altro sono due comuni vicini, Florinas e Ossi, che sono per rapporti interni e anche comunitari sono vicinissimi. Tra l'altro mi sono sempre adoperato in favore di questa comunità quando ero sindaco, addirittura adesso che sono consigliere regionale, anche per realizzare una struttura migliore rispetto a questa. Quindi credo che ne valga la pena. Mi hanno sollecitato in regione
di partecipare, ma oggi ho detto guarda, chiedetemi, giustificatemi perché oggi comunque vado a Sant'Antonio. Non poteva certo mancare. Non potevo mancare. Quanto è importante per lei Sant'Antonio? Quanto è importante questa festività? Quanto è importante poi questo santo? Intanto unisce le due comunità, ma non solo queste, perché c'è una barca di gente di Ittiri, c'è gente di Usini, di Tissi, insomma credo che serva anche per comunicare sempre di più tra popolazione. E poi credo che sia compito delle istituzioni locali, ma soprattutto regionali, valorizzare veramente questo territorio, questa zona e questa chiesa, perché veramente avete visto in che stato siamo e quindi credo che questo sia l'impegno. Io cercherò di battermi anche con questa finanziaria presentando un emendamento per completare l'opera che si è già iniziata. Siamo in compagnia del comandante della compagnia Baraccellari di Ossi, il comandante De Montis, buongiorno. Intanto che cos'è la compagnia Baraccellari? Questo lo diciamo naturalmente per i nostri telespettatori. È un servizio di volontariato per controllo del territorio, esiste in tutta la Sardegna. Di cosa vi occupate esattamente? Di ambiente, di sorveglianza ambientale, incendi e caccia e pesca. Come vive la vostra compagnia in questa zona? C'è molto lavoro? Ci sono... Abbastanza, c'è abbastanza lavoro. Quali sono i problemi di cui vi occupate normalmente in questa zona? Ci occupiamo un po' d'ambiente e un po' diciamo degli incendi, oltre della sorveglianza per i furti di bestiame e delle case rurali. Ma quanto è importante per lei, comandante, questa festività di Sant'Antonio? Noi è importante perché la sentiamo, perché per 10 anni abbiamo portato da Ossi il santo qua per i vespri il giorno precedente, diciamo, della festa, e perciò la seguiamo già da 10 anni, da quando è creata la compagnia. Siamo al termine di questo speciale dedicato a Sant'Antonio, ci siamo trasferiti in un agriturismo dove si mangia benissimo, siamo con il titolare Piero Fiori, buongiorno. Buongiorno. Ma non solo agriturismo, comunque un grande spazio anche per il maneggio, cavalli. Certo, escursioni guidate, archeologiche e così via. Ma cosa c'è di bello qua in tutta questa zona qua? Perché si parla molto di archeologia ultimamente anche qui in questa zona. Sì, abbiamo delle Domus Deiana che sono delle più interessanti di tutta la Sardegna. Abbiamo circa una quindicina di siti che sono dei migliori, sono da visitare e basta. E poi una giornata qui significa anche andare a cavallo e andare a visitare questi siti che fanno la differenza. Certo, bisogna andare, bisogna venire a vedere il posto e conoscere un po' noi anche.